ci si vede, ora quando neanch'io, e invece poi ci castefo, e solo la tristezza, che ci sia steluta. La guerra ritorna su di casa è nata rue, ci stiamo a provare la teta vecchia promessa, tutto questo amaro scorte. Ritorni a legge, a lettere, capuia, sicuramente, e se un regale, ma un regalo più bello, tu volevo davo. Buongiorno, buongiorno, buongiorno! È un buon sabato, un buon inizio weekend. Oggi è Natale, 25 dicembre. Carenzo, siamo a Natale, auguri. Allora, ci eravamo messi d'accordo che stavi da solo, cioè stavi in compagnia, ma eri da solo. E vabbè, oggi non stai bene, però io ti coinvolgo sempre, lo sai che... Prego signora, prego. Questo è un altro bellissimo gesto che lo dovrebbero fare tutti quando vedete gli anziani, specialmente gli anziani, che di povero Cristo, che ci fanno una cut-out, non hanno la velocità di attraversare. Sì, infatti, no? Bravissimo, bravissimo. Sì, una volta mi è capitato a male, se va a fermare, per tipo che acceleri in piedi. No, è la forza della sopravvivenza. È vero, no? è vero, è vero. Ridiamo per non piangere. Sì, infatti. E pure questo nutrerei, non è già stegno. Enzo, dai, non fa niente, dai, non parliamo di queste cose. E parliamo. Ci sta bastando. Buongiorno Giacomo De Zio, buongiornissimo. Forza San Benedettese, qui ti sei andata alla San Benedettese, vedo che... Eppure mi è simpatica quella squadra, Giacomo, veramente mi è veramente... ma Giacomo... O perché ha un nome di un santo, San Benedetto, allora non lo so. No, ma devi sapere che Giacomo, buongiorno belli, chi è questo con lui? Ciao. Revisione di pit stop, nata pubblicità regalo, ciao, buongiorno. Ma vedete come mi fa fare una revisione del servizio, voglio... Comunque ragazzi, buon sabato, ragazzi, veramente di vero cuore. Oggi sono in compagnia di Enzo e qui c'è Pappiccio Trostra. Guarda, questa è una cosa che mi piace. Peppino! Noi siamo proprio volevo dire, ci sono i marciapiedi, signore. No, che è bellissimo. No, la prossima canzone sono queste cose le abitudini di barlettare. Che è una bellissima cosa. Pappiccio Trostra burrito, però questa era io. Peppino, tranquillo, non sei da solo. Bravo Peppino, che ti saluto da dove, ovunque tu sei. Ma dillo con la voce che fa sua. Peppino, allora, adesso questo è grande Savino. Salutiamo. Guerriero, sei 100%. Un guerriero. Savino il guerriero, tu sei sempre un guerriero, Savino. Siamo in diretta con il mondo e ti abbiamo definito il guerriero barlettano. Ti piace? La mia parola che io porto. Savino si è allenato con Pietro Mennea, era l'altra metà di Pietro Mennea perché sono cresciuti assieme. Non è mai morto Mennea, non è mai morto. E anche per lui. Allora Bravo. Savino,
avvicinati per favore. Stanno facendo una cosa... Così, questa è una cosa improvvisata. Noi stavamo passando e ti abbiamo incontrato. Un piccolo aneddoto su Mennea, uno dei tanti, dai, abbassa un po', Lello. Sentite. Ecco, lui dove sono io adesso proprio? Io mi trovo in Piazza Marina e in Piazza Pescheria è stato scoperto da un certo Angelo Marchiselli, d'accordo? E quindi ho fatto la marcia per 15 giorni e poi insomma è passato alla velocità. Ecco, c'è tanti aneddoti e voglia scrivi i libri, E lui ma veniva, qua, te... lui veniva qua a correre con me qua, sulla salita. Bellissimo. Siamo passati, sai quanti anni? Savino, Quanti anni sono passati, Savi? Dal 67 a oggi, 50 anni. Mamma mia. 50 Savino, mo a parte tutto, si capiva che era un fuoriclasse Mennea. Io quando l'ho conosciuto... Si capiva, cioè si avvertiva. Io quando l'ho conosciuto vedevo un valore intorno a lui. È vero. Sì, era molto State luminoso. ascoltando? Era molto luminoso, dagli altri proprio c'è una differenza enorme proprio. E chi lo critica? Poi Vabbè, non è capito Vabbè, niente. non l'hanno Perché capito. se Pietro è andato via, Pietro perché non aveva i mezzi per... No, doveva per forza emigrare al nord perché là stavano i mezzi per... Più servizi, più per andare in possibilità. auto. Qua non c'era Infatti, niente. Savi che farsi una sala e vanno due. Ecco. A posto. Però Pietro nei programmi televisivi, Savino qualche volta abbiamo visto sai de barlette mi a mangiare brasciolo. Bravo, sì. Va Adesso bene, verrà dai. Malagò Barletta il 28 Sì. e stamattina mi hanno invitato là. Ma meno via male, Nazareth. se ne è ricordato. No, sempre. Io ho fatto un programma alla radio. La Rai venne da Torino per intervistarmi. Se andate su internet, Format 2 settembre. Quindi ascoltate Format 2 settembre, potete ascoltare l'intervista Ti fatta saluta a Giacomo De Zio da San Giacomo Benedetto, De Zio ti dice manda un un caro saluto a E Savino. là stavano le mie foto. Là. Se lo andai a vedere perché mi dicesti già. Senti, allora, Quindi è Format 2 settembre 2 abbiamo settembre. fatto una fiction radiofonica, quello che a Barletta non hanno voluto fare. capite? Là c'è tutta la verità su Pietro, da come è cominciato. Savino, come è ci stai facendo l'assist, la mai fai una cosa del genere, Sì, la mai fai pure no, Facciamo, io comunque ascoltate quel programma, è una fiction radiofonica e un po' fa piangere perché a 8 mesi Pietro stava morendo. Che sia una cosa brutta. Ascoltatela. Vabbè, senz'altro lo faremo. Ok. Savino, Grazie Savino, buona giornata e buon A lavoro. presto. Io dove sto parlando adesso? in su diretta Barlette su Facebook, Avest. Barlette Avest. Ok, grazie. Ciao Savino. Ciao Savino, buona serata. Ciao. Aspetta. Ok Savino. Bello, questa fiction radiofonica bellissima che faremo, noi Ma faremo fe- la fiction web e sarà a livello di piacere come tirare un rigore a porta vuota. È vero, è vero. Ragazzi, c'è cosa mi facendo a voi, c'è cosa mi facendo. Barletta ci si bella. Pure quello non chiamo. Che ne dice Comunque complimenti al grande Francesco Lanotte. Complimenti, ha fatto un bel bravo. lavoro. Veramente Ha bravo. fatto un bel lavoro. Eppure la festa è una cosa buona, fra. Oh, mezzo tonchi. Good morning from Cyprus, Oh, da ciao, Cipro. good morning. Da Cipro. Vuoi salutare il grande di Piccoli? Sì, un attimo proprio. Ciao. Brutto che non sei altro. Come ti sei permesso a gesticolare alle mie spalle, caro Di Ma Piccoli? lasciate, la deve fare. È cresciuta a dismisura. Mamma mia, ragazzi. Beh dai, questo ci onora, Capuio. Capuio. Chiudiamo qua la diretta, va bene? Sì, Enzo? sì, Dai, sì, va così. benissimo. Anche No, perché dobbiamo andare a vendere i dischi, pure, bravo, anche perché stiamo sotto Natale. Oggi è 25 novembre, Tanta ragazzi. roba da Amnesia Disco Service, preparate già i Mamma regali di mia, Natale. oh, vedete qua che cosa sta. Vedete cosa sta qua. Vedete amici.
Eccoli qua, eccoli qua. Al lavoro. Eccoli qua. Oh ragazzi, state in diretta, sta facendo il buongiorno. Un saluto. Ecco. Comunque siete dei grandi ragazzi, siete dei grandi. E infatti c'è Nicola Partucci. E si lavora sul serio, non è facile. Ecco, stanno delimitando il perimetro che poi all'interno verrà riempito di legna e quindi più legna c'è e più caldo farà quella sera, il 7 di dicembre, mi raccomando. E poi faremo anche un piccolo spettacolino, faremo l'albero di Natale umano, insomma non mancate, soprattutto portate legna, portate legna, portate legna. Ecco il grande Michele Antonucci che cura la direzione dei lavori. Grande Michele! C'è successo? Una tosse Improvvisa. Sono venuto a rubare le pedane. È quindi, vero? c'è sempre il... Beh ragazzi, vi auguriamo un buon sabato, un buon weekend. Come? Sali, dai. Non ti rubi? Buongiorno a tutti ragazzi, vi salutiamo. C'è detto? Lello, portafacchezza e birra, guagno. Non vi preoccupate, il 5 ci sarà una festa ragazzi. Buona giornata a tutti, Barlet E a Vest. Ciao! E a Venzurist. Da Barletta Vest, auguri E buoni festi. Di Miccoli, dedicata a te questa.